Siamo quasi pronti per partire perché la gara che è stata seguita dalla Vicenza come stazione unica appaltante per l'assegnazione di lavori di rifacimento della tombinatura del Rio delle Pietre in centro a Marano Vicentino ha fatto tutto il suo corso. È stata individuata una ditta, per cui la ditta tra l'altro molto qualificata e del territorio, quindi siamo contenti. Meteo permettendo, inizieranno giovedì prossimo i lavori per la messa in sicurezza della piazza principale di Marano Vicentino, sorvegliata speciale da oltre un anno a causa del rischio cedimento della vecchia tombinatura del Rio delle Pietre realizzata negli anni 50. Un'opera idraulica complessa che ha richiesto finanziamenti speciali per circa 650.000 euro. Il primo obiettivo è il ripristino del normale traffico veicolare, in particolare quello dei mezzi pubblici ora interdetto. Il progetto di intervento sulla piazza è un intervento che ha ottenuto tutti i pareri, è stato visto ed è anche tra l'altro supportato. Colgo l'occasione per ringraziare la Regione Veneto perché per metà è finanziato dalla Regione. Ha tutta una serie di caratteristiche anche in ottica futura, insomma, che ci permette una maggiore versatilità, una possibilità di intervento e di manutenzione del tratto tombinato, per cui si tratta di un intervento cosciente e responsabile. Resta ancora da risolvere e definire la parte riguardante gli edifici privati che a causa del rischio crollo sono stati sgomberati. Proseguono le convocazioni dei titolari degli edifici da parte del Comune, che intende completare il prima possibile il grosso intervento urbanistico. Sono state prospettate ai titolari degli edifici le varie situazioni e loro adesso hanno gli elementi, cominciamo a mettere in mano a loro gli elementi per valutare che cosa fare. L'obiettivo generale è quello di mettere in sicurezza il territorio. E poi ciascuno ha la possibilità di decidere in base anche alla propria situazione se vale la pena di intervenire o se vale la pena di rimuovere l'edificio.